Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, tanta cronaca anche oggi, i nostri inviati in diverse province del Veneto per darvi conto di quanto è accaduto nelle ultime ore. Intanto partiamo dall'aggressione in centro storico a Vicenza, un corriere che è stato picchiato da una baby gang in piazza Castello. 2 giovanissimi sono stati arrestati dalla polizia locale. Violenza in centro storico. Sono le 4 del pomeriggio quando sfrontatamente alla luce del sole in piazza Castello a Vicenza, davanti agli occhi increduli dei passanti, un corriere sarebbe stato accerchiato e picchiato. Secondo le prime informazioni, tutte da confermare, l'uomo colpito con un pugno sarebbe caduto e avrebbe battuto la testa. Quel che è certo è che è stato soccorso e portato in ospedale in codice giallo. La polizia locale è intervenuta immediatamente e 2 giovanissimi sarebbero stati intercettati e portati nel comando di contrassoccorso Soccorsetto. L'aspetto più inquietante è che non si tratta di consumati malintenzionati, ma si tratterebbe almeno in parte di minorenni, un problema sociale, di civiltà, di cultura, tutti aspetti su cui bisogna fare una seria riflessione a livello di politiche educative. Se è vero che negli ultimi anni il fenomeno sta esplodendo è perché probabilmente si è imboccata la strada sbagliata. Intanto la questione sfocia sempre più spesso nella cronaca, come in questo caso. Con la scusa di una sigaretta il gruppetto di Maranza avrebbe avvicinato il corriere e poi, per motivi che devono ancora essere vagliati dalle autorità competenti, sarebbe scattata la violenza. La baby gang sarebbe stata avvistata nella zona già qualche minuto prima dell'aggressione, perché a quanto pare sarebbe entrata in qualche negozio attorno a Piazza Castello infastidendo titolari e clienti. La polizia locale sta indagando, adesso è caccia agli altri ragazzini che avrebbero scatenato la violenza. Vice Carlo Alberto Inghilleri, oggi in regia Italo Morao e Andrea Basso. Andiamo avanti con la rissa di Castelfranco, la sanguinosa rissa di Castelfranco. Alessandro Bortolami, il giovane ferito gravemente, è uscito dall'ospedale e vuole andare al funerale dell'amico Lorenzo Cristea che è stato accoltellato più volte. Mi sentite? Siamo in diretta, regia. Alessandro Bortolami, il giovane di Zero Branco che è rimasto fra la vita e la morte alcuni giorni, è stato dimesso dall'ospedale di Castelfranco. Ha chiesto di poter partecipare ai funerali dell'amico Lorenzo Cristea che si terranno con tutta probabilità giovedì alle 15 a Loreggia. Il giovane, interrogato dal pubblico ministero, ha detto di non ricordare nulla dal momento dell'uscita dalla discoteca alla rissa terminata nel sangue. Così il suo difensore, l'avvocato Luca Dorella, per aiutarlo, ha pensato di portarlo, appena starà meglio fisicamente, nel luogo del delitto per vedere se questo possa fargli tornare la memoria e possa ricordare quello che è accaduto. Il suo aiuto potrebbe far luce su alcuni aspetti della rissa e dell'omicidio. Intanto, a chiarire chi abbia utilizzato il coltello militare insanguinato trovato nel luogo del delitto saranno i risultati degli accertamenti del RIS di Parma. Solo allora si potranno chiarire, almeno in parte, i contorni di questa tragedia. Al momento le versioni sono discordanti. Secondo l'avvocato Fabio Crea, difensore di Badr Rouaji, il 19enne, in carcere insieme al 22enne Taha Bennani, accusati entrambi dell'omicidio di Lorenzo Cristea, non esiste nulla, a parte le dichiarazioni dei giovani del gruppo di cui faceva parte la vittima, che faccia dire che il suo assistito avesse in mano l'arma. Per questo motivo il legale presenterà un'istanza al Tribunale del Riesame di Venezia contro l'ordinanza del GIP Marco Biagetti che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il 19enne. Nel video, nel quale viene ripresa la rissa e il delitto, compare anche Taha Bennani. Gli avvocati che lo difendono, Paola Miotti e Fabio Targa, sottolineano come il loro assistito sia per gran parte del tempo vicino ad un fossato, inginocchiato a terra alla ricerca degli occhiali che avrebbe perso nella colluttazione. Senza quelli, ci spiegano i legali, il 22enne vede davvero poco. Dall'altra parte le versioni concordanti del gruppo numeroso, secondo il quale i 2 nordafricani sarebbero stati armati e li avrebbero colpiti. E qui un'altra domanda: dove sarebbe finito il secondo coltello utilizzato per ferire le vittime? La seconda lama, ritrovata qualche giorno dopo vicino al fosso, non sarebbe stato utilizzato da nessuno dei ragazzi coinvolti nella rissa. E domani pomeriggio a Loreggia alle 14:30 i funerali di Lorenzo Cristea. Adesso andiamo in diretta a Marostica perché c'è il giallo del parapendista scomparso. È ormai da più di 2 giorni che si sta cercando di ritrovare quest'uomo o questa donna con un parapendio precipitato sui colli di Marostica. A te Vanessa.
Buongiorno a te direttore, è proprio un vero e proprio giallo quello che si è verificato e che si sta verificando tra le colline di Marostica, tra Pradipaldo e Valle San Floriano. Noi ci troviamo proprio nella frazione di Valle San Floriano, dove è stato allestito anche il campo base, dove si riuniscono i vigili del fuoco, si riuniscono i carabinieri, i forestali, si è riunito fino a questa mattina anche tutto il personale del soccorso alpino. Ho detto si è riunito perché il soccorso alpino ha deciso di interrompere momentaneamente le ricerche dopo che per l'intera giornata di ieri hanno perlustrato in lungo e in largo tutta l'area interessata da questa caduta di un parapendio a vela chiusa, almeno da quanto è stato raccontato dai testimoni che hanno subito dato l'allarme domenica scorsa attorno alle 15:30. Abbiamo sentito anche nei giorni scorsi i comandanti e i capisquadra dei vigili del fuoco che stanno seguendo le ricerche, che dicevano che con la vela chiusa c'è scarsissima possibilità che il parapendista sia ancora in vita. Davvero le possibilità sono sempre più remote. In ogni caso continuano le ricerche anche con l'utilizzo dei droni che stanno facendo le ultime perlustrazioni. C'è la possibilità, direttore, che già nel pomeriggio arrivi la fine, la decisione di terminare le ricerche che sono andate totalmente a vuoto. Carabinieri sono intervenuti in maniera massiccia anche loro a supporto del personale dei vigili del fuoco, una decina di persone per quanto riguarda i forestali da Bassano, Asiago e Conco, altrettante persone dalle stazioni di Marostica e anche di Romano de Zelino, perché hanno perlustrato anche tutti quanti i punti di ricezione, ovvero i vari alberghi, i vari bed and breakfast dove di solito i parapendisti o gli amanti del volo si trovano per passare le notti e poter pernottare, insomma, nel periodo in cui decidono di volare, di affrontare i vari voli. Hanno perlustrato anche tutte quante le zone camper, ma senza successo. Hanno contattato, pensate, anche il consorzio Vivere il Grappa, che è il consorzio che si occupa proprio di persone che affrontano i voli sia come parapendio ma anche come deltaplano. Di solito si registrano tutte quante le persone prima di prendere il volo e vengono registrate anche al ritorno, ma nessuno insomma è risultato scomparso, così come è stata segnalata anche una persona che non era ritornata al campo base. Stiamo parlando di una persona, di uno svizzero, ma non combaciavano, non coincidevano gli orari, di conseguenza è stata scartata anche questa ipotesi. Stanno davvero cercando in lungo e in largo tutto e hanno praticamente setacciato tutte le colline, tutta la parte dei boschi con l'utilizzo dell'elicottero, i droni, tutto quello che poteva essere utilizzato è stato fatto. Un vero giallo che continua a essere tale, anche perché l'appello che è stato lanciato anche nei giorni scorsi dal soccorso alpino, dai vigili del fuoco, è che nel caso in cui la persona sia riuscita a ritornare a casa autonomamente si faccia viva, chiami il 115, avverti le forze dell'ordine per poter far capire, insomma, dire sono vivo, così le ricerche insomma verrebbero interrotte senza poter pensare che la persona non sia stata trovata e insomma capire come poter procedere. Si diceva verso il pomeriggio, se non si trova nessuno, le ricerche verranno interrotte. Per il momento da Marostica è tutto. Direttore, ti ricevo la linea. Grazie molto a Vanessa Manzatto e Andrea Benetti, il nostro operatore. Adesso andiamo in diretta nuovamente a Padova perché ieri era salito un uomo in cima ad una gru e minacciava di lanciarsi. Poi fortunatamente un agente di polizia travestito da giornalista con un nostro microfono è riuscito a convincerlo a desistere. Andiamo subito in diretta da Chiara Gaiani. A te, Chiara.
Direttore, buongiorno ai telespettatori. Sì, è stato proprio fondamentale, lo hanno anche detto ai colleghi in questura, una volta che tutto è stato finito, il fatto che uno dei negoziatori si sia finto da giornalista perché l'epilogo fosse un epilogo felice, una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso la città di Padova. Qui ci troviamo proprio nel cuore della città, a ridosso della Basilica di Santa Giustina. Il cancello che vedete inquadrato dal collega Cristian Roque Allende è chiuso in questo momento. È stato proprio da lì probabilmente che intorno all'1:30 questo 67enne albanese è entrato nell'area di cantiere per poi salire nella gru, una gru che è ovviamente ancora lì, vedete, è altissima, circa 20 metri. Allora io direi, se la regia mi aiuta, di ricostruire nel servizio di Valentina Visentin con Federico Cibotto le fasi salienti di questo pomeriggio ad alta tensione per la città di Padova. Sono le 20:30 quando Pashko Gjelaj scende dalla gru. Dietro di lui 2 negoziatori che per oltre 2 ore sono rimasti ad alta quota per convincerlo a desistere dai suoi intenti suicidi. Quando scende, il 67enne stringe la mano al questore di Padova, Marco Dorisio, chiede dell'acqua e poi abbraccia quei 2 poliziotti che lo hanno ascoltato. Per oltre 7 ore il 67enne albanese è rimasto sospeso nel vuoto. Era salito intorno alle 13:30, il cancello del cantiere aperto perché in quel momento stavano entrando dei camion per scaricare del materiale. Nonostante le sue difficoltà fisiche, l'uomo è salito, poi con il cellulare ha chiamato il 113. Sono sopra ad una gru a Padova, vicino ad una chiesa, ma non è Sant'Antonio, mi voglio buttare. I poliziotti capiscono subito che si tratta del cantiere dietro la Basilica di Santa Giustina, tra via Cavazzana e via San Micheli, e si precipitano sul posto. Arrivano anche i vigili del fuoco, le UOPI, le unità operative di pronto intervento e i negoziatori che iniziano i contatti telefonici con l'uomo. Difficile posizionare i materassi di salvataggio, l'area del cantiere è estesa. Nel pomeriggio arrivano anche altri materassi portati dal reparto mobile. Nel frattempo l'uomo cammina pericolosamente sulla gru, urla e racconta la sua storia. Nel 2012 Gjelaj ha ucciso la moglie Ane in strada, Noale, prima accoltellata e poi finita a sassate. È uscito dal carcere a metà del 2024 e ora sta scontando una misura di semilibertà in una struttura protetta. Il suo permesso di soggiorno è in scadenza. Vuole parlare con la stampa ed è qui che i negoziatori trovano la strada decisiva per svoltare la situazione in stallo da ore. Uno di loro si finge giornalista, chiede il nostro microfono per guadagnare la fiducia del 67enne e alle 18:30 iniziano a salire sulla gru. Una lunga conversazione, un'intervista simulata, poi il contatto telefonico diretto con il questore che garantisce all'uomo il permesso di soggiorno e finalmesso la discesa. Nella videochiamata gli ho spiegato, mi sono presentato dicendo sono il questore, sono la massima autorità, siamo qui per aiutarti, gli ho fatto vedere il permesso di soggiorno, ecco, e siamo riusciti, dopo l'empatia fatta dai colleghi, siamo riusciti a entrare in empatia, abbiamo parlato, gli ho dato delle garanzie, gli ho detto guarda sono il questore, se vuoi scendi, ti do il permesso di soggiorno, ci sono solo io, andiamo nel mio ufficio così mi racconti tutte le tue vicende, andiamo con la macchina, e quindi lui ha cominciato a fidarsi e poi ha detto, i colleghi erano soci, io scendo sì, non per il permesso di soggiorno, scendo perché c'è una persona, il questore, che mi ha parlato e mi ha dato la sua parola. Quando scende dalla gru, Gjelaj viene portato in ospedale, poi di nuovo nella struttura dove vive. L'area intorno a Santa Giustina, per ora presidiata anche dai tiratori scelti nel caso l'uomo fosse armato, viene finalmente sgomberata. Ecco una vicenda dove avete sentito è stato fondamentale il ruolo dei negoziatori della polizia. I negoziatori della polizia poi hanno raccontato che cosa è accaduto alla stampa. Ricordiamo i loro nomi, si tratta di Leonardo Secco, Cristian Bellotto e Michele Licciardi. Allora noi vi lasciamo alle interviste raccolte sempre ieri sera dalla collega Valentina Visentin, in cui i negoziatori raccontano la storia. Conosciamo anche quello che si è finto nostro collega. Poi ringrazio Cristian Roque Allende per la collaborazione tecnica e la linea può tornare allo studio.
4 ore al telefono prima di riuscire a salire sulla gru con un collega fintosi giornalista. È stato Cristian Bellotto, ispettore negoziatore della polizia, a iniziare il dialogo con il 67enne, di cui ha subito tracciato un profilo. Era stata una sua richiesta che aveva fatto personalmente a me per telefono e quindi c'era già un accordo. Abbiamo visto subito che era un uomo abbastanza d'onore, quindi ci teneva alla parola data e credeva anche alle mie parole, che sono stata la persona che per primo ha cominciato ad avere un contatto con lui. L'unica cosa che richiedeva, quindi io alla fine, lui sapeva che io ero un poliziotto proprio perché è stato il primo contatto, l'unica cosa che richiedeva era che io rimanessi un pochino più a distanza e che prima parlasse con il giornalista, che in questo caso si è presentato come giornalista, insomma, con il collega negoziatore. E quindi sì, si è fidato da subito. Dopo il primo contatto sul posto, diciamo sulla sommità della gru, ce l'ha avuta lui. La prima svolta, la decisione di fingersi giornalisti e di utilizzare il nostro microfono. Michele Licciardi, vice ispettore negoziatore, ha indossato queste vesti. Vai di empatia, vai di ascolto, vai di cercare di portarlo a una soluzione dove non è tutto nero, dove c'è una strada, una via d'uscita. E tutto sommato le 2 orette, che sono state abbastanza faticose, devo dire, perché era una posizione un po' scomoda a 30 metri, e siamo riusciti abbastanza a entrare in empatia con lui si fidava abbastanza ma non troppo, perché come diceva il signor Questore, appunto stava sempre a una distanza tale che non ci permetteva di fare nulla che a lui non andasse bene, diciamo. E diciamo che ho fatto un'intervista, proprio un'intervista col microfono, una serie di domande, esponendo un po' quello che era la sua situazione. Abbiamo simulato questa cosa e sembrava che ci avesse un po' creduto. Sul posto anche Leonardo Secco, negoziatore della Polizia di Stato. Mentre le ore passavano, la svolta decisiva è arrivata con la telefonata del Questore. Noi l'abbiamo ascoltato per 5-6 ore praticamente, e in più c'è stata la garanzia da parte del signor Questore, che era l'autorità in quel momento, era lì, ha detto forse veramente è arrivato il messaggio che io volevo far arrivare, e allora un insieme di cose che ha portato al risultato finale, che per fortuna è stato positivo. Ieri sera ci eravamo collegati in diretta con Valentina Visentin, e grazie quindi anche a Chiara Gaiani e a Cristian Roque Allende che hanno seguito questa vicenda. Ovviamente i negoziatori hanno fatto eccellentemente il loro lavoro. Ci si chiede come mai un uomo che aveva ucciso per la strada a Noale la moglie 13 anni fa abbia passato pochi anni in carcere per poi ottenere un permesso di soggiorno che adesso chiede di rinnovare. Ce lo si chiede, cioè questi sono assassini che fanno qualche anno in galera e poi tornano liberi, e in genere tornano anche a fare danni. A Maiorca sono in corso le pratiche per il rientro dei 2 coniugi bassanesi deceduti in un grave incidente stradale nel quale è rimasto ferito anche il figlio che viaggiava con loro. Vediamo. Ha destato grande cordoglio a Bassano la notizia della scomparsa dei coniugi Ottorino Lelio e Ileana Onisto, morti a seguito delle ferite riportate in un incidente stradale a Maiorca. Nel sinistro avvenuto lo scorso 7 maggio è rimasto ferito in maniera non grave anche il figlio della coppia, Tiziano. La famiglia era arrivata da poco e stava viaggiando su un'auto presa a noleggio lungo l'autostrada che taglia in 2 l'isola, quando si è scontrata con un furgone all'altezza della località La Puebla. Un impatto terribile, frontale, con il furgone che si è ribaltato sul ciglio della carreggiata. Gravissime le ferite per Ottorino Lelio, 74 anni, morto poche ore dopo in ospedale. Niente da fare neppure per Ileana Onisto, 77enne, che non ha mai ripreso conoscenza. Ricoverato e subito dimesso il figlio della coppia, 46 anni, che è stato raggiunto in Spagna da un familiare. Sull'incidente le autorità locali hanno
aperto un'indagine condotta dalla polizia. Illeso il conducente del furgone, una persona del posto. Ottorino Lelio faceva parte di una famiglia di attori teatrali ed era nato a Forlì. Una passione, quella per il teatro, condivisa con i fratelli che hanno compagnie nel Bassanese e con la moglie. Le salme dei due sfortunati coniugi sono ancora a Maiorca, dove sono in corso le pratiche per il rimpatrio. La famiglia, da quanto si è appreso, potrebbe disporre la cremazione prima del rientro in Italia. Allora andiamo in diretta adesso a Treviso da Cristian Arboit e da Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica, perché la polizia locale è intervenuta per un sovraffollamento all'interno di una casa di 2 vani dove c'erano 9 pakistani. A te, Cristian. Sì, direttore, proprio così, un appartamento sovraffollato a dir poco, una storia che dimostra come i controlli sulle residenze in comune a Treviso siano continui ed efficaci. In questo caso parliamo di un appartamento che sulla carta doveva essere occupato da 2 persone, che in realtà ne conteneva 9 pakistani, 9 uomini di nazionalità pakistana, tendenzialmente giovani, tutti in regola sul territorio nazionale, ma non in regola per quanto riguarda la residenzialità, il requisito della residenza. Come mai siete intervenuti? Perché siete intervenuti e da chi è partita la segnalazione? Lo chiediamo a Patrick Antonello, comandante della Polizia Locale di Treviso. Allora, buongiorno a tutti anche i telespettatori. Innanzitutto ci tengo a sottolineare che la Polizia Locale è impegnata quotidianamente in controlli di tipo legati alla residenza, ma non soltanto, perché è proprio grazie alla conoscenza del territorio, delle varie situazioni e all'incontro con le persone che riusciamo ad avere delle utili informazioni per individuare quelle che possono essere sacche di illegalità o irregolarità. E proprio grazie a una di queste siamo riusciti ad intervenire, a individuare un appartamento appena fuori mura in via Montello, dove all'interno di un appartamento non troppo grande c'erano 9 persone. Tutte persone adulte, maggiorenni, tutti di nazionalità pakistana. Si tratta di persone che comunque avevano i documenti di identità regolari, ma allo stesso tempo erano sconosciute dal punto di vista della dichiarazione di ospitalità, cosa che è comunque prevista per legge ed è una comunicazione che deve essere fatta entro 48 ore alle autorità locali pubbliche. Non parliamo di un'occupazione abusiva. Questo va detto. Non si tratta di un'occupazione abusiva, lo confermo, ma appunto di una mancanza di dichiarazione obbligatoria. È un fenomeno che riscontrate spesso questo? Allora, è un fenomeno diciamo presente, sul quale interveniamo con regolarità e ripeto, è una cosa completamente diversa invece dall'occupazione abusiva di fabbricati, edifici o di terreni, che non sono esattamente la stessa cosa. E di occupazione abusiva parliamo invece andando a Maserata sul Piave, perché è un caso diventato nazionale, l'aggressione a una troupe di Striscia la Notizia che stava documentando un'occupazione abusiva, l'occupazione abusiva di un immobile da parte di una famiglia Sinti. La proprietaria dell'immobile sta in Venezuela, aveva chiesto l'intervento della troupe di Striscia la Notizia ed è andata a finire malissimo, davvero male, con l'aggressione di questa troupe. Nel ringraziare Patrick Antonello, comandante della Polizia Locale, vi mostro quanto è successo per l'appunto a Maserata sul Piave e poi direttore, a te la linea. Quello che è accaduto a Maserata sul Piave è intollerabile. L'ennesima occupazione abusiva di una casa, una troupe aggredita, una giornalista pestata e minacciata di morte, di fronte a carabinieri inermi. Sintetizza così il leghista Giuseppe Paolin le scene che hanno fatto il Giro d'Italia con una troupe di Striscia la Notizia aggredita da una famiglia di origini Sinti che da tempo occupa abusivamente un immobile a Maserata sul Piave. Pugni e strattonamenti, tirate di capelli e urla, cui sono seguite una sassaiola e le minacce con un'ascia, una reazione violenta
talmente vigliacca le parole usate dalla redazione della popolare trasmissione di Canale 5, sicuramente un'autentica odissea per la proprietaria attualmente residente all'estero. La signora Anna Maria, con una sentenza a suo favore, ha fatto ben 11 tentativi di liberare la sua casa, 11 fallimenti della giustizia. Ora, con il decreto della sicurezza, grazie alla Lega, entrato in vigore da poco, che riprende la mia proposta di legge, non ci sono più scuse. La casa della signora va liberata immediatamente. Sull'aggressione stanno indagando i carabinieri, avvisata la Procura della Repubblica, ferma la condanna del sindaco Lamberto Marini, che al momento preferisce non rilasciare ulteriori dichiarazioni, ma la tempesta, anche politica, è servita. La maggioranza degli italiani è stufa di questa situazione, è stufa del buonismo e della tolleranza. Ora serve più potere alle forze dell'ordine, serve sicurezza e soprattutto serve dare tranquillità alle persone che non vogliono più vedere scene di questo tipo. Allora, vediamo alcuni titoli del Gazzettino, la prima pagina: suore in fuga dal convento, il mistero dei 200.000 euro spariti, accanimento verso di noi, la commissione si è intestata i conti. E poi, violentata da un calciatore e 2 amici dopo una serata per locali, si presenta all'ospedale, racconta tutto, denunciato un professionista, è successo a Udine. Infine Alessandra muore a 43 anni, stroncata dalla malattia, stava per sposarsi, il compagno: finirò la nostra casa come l'avrebbe voluta lei. Andiamo avanti con la zona rossa di Padova. L'Arcella è l'area individuata dalla prefettura per sperimentare un'altra zona protetta. Dopo la stazione i controlli si intensificheranno nell'area a nord della città. Torna la zona rossa a Padova. Dopo la sperimentazione in stazione, il prefetto Giuseppe Forlenza ha annunciato una nuova area sperimentale in una parte dell'Arcella, il popoloso quartiere a nord della città. Sulla base dei più recenti indici di delittuosità e delle segnalazioni della cittadinanza è stata individuata un'area confinante con la stazione e la misura durerà dal 19 maggio al 15 settembre prossimo. In una vasta parte della zona individuata è esecutivo anche il regolamento di polizia urbana del cosiddetto DASPO urbano. L'Arcella è un quartiere già interessato da interventi di riqualificazione e di sicurezza urbana dell'amministrazione comunale negli ultimi anni. In tal senso, sottolinea la prefettura in una nota, la misura può accompagnare e sostenere le iniziative poste in atto dal comune per consolidarne l'efficacia. Il provvedimento permetterà l'incremento dei servizi, le cui modalità esecutive saranno declinate dal questore in concerto con le forze di polizia per adattarne alla morfologia e alle specifiche caratteristiche del contesto urbano scelto. Come in precedenza, si legge ancora nella nota, l'ordinanza si armonizzerà con tutti gli ordinari strumenti di controllo del territorio, nonché con tutti i mirati servizi straordinari in città e provincia che vengono confermati e prorogati fino alla stessa data. Servizio di Francesco Rattai, sentiamo cosa ha detto ai nostri microfoni il prefetto di Padova, Giuseppe Forlenza. Riteniamo che sia un'ordinanza che assicuri più efficaci sistemi di contrasto alla criminalità diffusa e anche la fruibilità degli spazi. L'obiettivo è quello di elevare gli standard di prevenzione e di repressione. L'ordinanza è stata adottata a seguito di un comitato ordine e sicurezza pubblica e sulla base dell'andamento della georeferenziazione dei reati e del dato sulla criminalità organizzata, della criminalità che ha interessato quell'area. Quindi l'obiettivo è di restituire e di accrescere il livello di sicurezza, prendendo atto anche degli interventi che l'amministrazione comunale ha in questi anni già avviato in quell'area. Si tratta di un'area in cui ci saranno nuove e più incisive forme di vigilanza e consentirà alle forze di polizia di allontanare coloro che si rendono responsabili di particolari fatti anche di criminalità comune e nei cui confronti esistono già precedenti specifici. Accusato di tentato omicidio, un 21enne è stato condannato a 4 anni e 9 mesi di reclusione, un grave episodio che era avvenuto a Mogliano, Veneto, il 14 febbraio dell'anno scorso.
Aveva accoltellato alla schiena un cittadino macedone di 24 anni. È stato condannato in primo grado per tentato omicidio a 4 anni e 9 mesi di reclusione. Fatior Morina, kosovaro 21enne. Il grave fatto di sangue era avvenuto il 14 febbraio 2024 nel cuore di Mogliano Veneto, in piazzetta Teatro. Il pubblico ministero Davide Romanello aveva chiesto 7 anni e 2 mesi. Il giovane, dopo aver attinto con un fendente la vittima, si era dato alla fuga. Era stato fermato nel maggio dello scorso anno a Bolzano su disposizione della Procura di Treviso. Lui è un operaio che vive in Alto Adige, ma che nell'inverno scorso era a Mogliano per lavorare presso un cantiere. Intorno alle 22 il 21enne incappucciato si era avvicinato alla vittima e lo aveva colpito. Abbandonata l'arma era scappato lasciandola a terra in una pozza di sangue. Grazie alle immagini della videosorveglianza e alle indagini dei carabinieri l'aggressore era stato identificato. Fra i testimoni un amico della vittima che era con lui durante l'aggressione. Ci eravamo incontrati in un bar gestito da cinesi, ha detto nel corso di una testimonianza. Io avevo bevuto qualche birra e la vittima mi stava parlando della figlia. Ad un certo punto mi sono allontanato un attimo e un uomo incappucciato si è avvicinato. Ho sentito distintamente il rumore del coltello che colpiva il mio amico. Mi sono girato e l'ho visto a terra. Un colpo che poteva essere mortale. Il motivo dell'agguato forse un regolamento di conti. Un episodio che aveva lasciato sotto shock la comunità in una zona solitamente frequentata da molti cittadini. Vediamo i titoli del Corriere del Veneto, la prima pagina, l'inchiesta Palude, Maxi processo in aula per smentire il grande accusatore. Qui c'è un refuso, anche Brugnaro vuole il dibattimento, il grande accusatore è l'imprenditore Vanin e c'è una novità che riguarda dichiarazioni da parte di una testimone che si è pentita e ha ritrattato quanto aveva detto, quindi il sindaco Brugnaro dice sono testi inattendibili. La regione, Zaia cerca il suo erede con Meloni, ha un ottimo rapporto, dirò la mia, ne abbiamo parlato ieri sera a Focus. Manildo, chi è l'ex sindaco di Treviso che il centro-sinistra vuole schierare in Veneto del PD, ma non troppo. Jobs Act in Veneto in 10 anni, dipendenti cresciuti del 17%, gli artigiani 4 no per il referendum dell'8 e del 9 giugno e infine gli studenti poco sonno, poco stress, alcol, droghe e farmaci, 1 su 2 coinvolto in una rissa. Sono veramente drammatici i dati che riguardano la violenza giovanile. Furti ma anche spaccio di droga, esasperazione tra i residenti di via Sant'Antonino a Treviso, nella zona Chiesa Votiva, lanciano un appello diretto al sindaco Conte. L'ultimo raid poche notti fa nel mirino le auto posteggiate che sono state smontate pezzo per pezzo. Sono auto che vengono smembrate nella notte. Sentiamo. Sempre più di frequente si stanno verificando spiacevoli episodi di microcriminalità. L'ultimo episodio nella notte tra sabato e domenica, con delle auto in sosta, vampirizzate, smontate dei componenti principali, come nel caso di questa Audi, ma nel quartiere di Sant'Antonino, zona Chiesa Votiva, non si tratta di un caso isolato. Ho proprio paura perché anche ultimamente una nostra vicina di casa, proprio la casa dopo la mia, e rientrando si è trovata la persona dentro il giardino. A me è successo purtroppo che mi sono trovata che hanno tentato di entrare in casa nel mese di ottobre, perché hanno visto che sono arrivata con la macchina, i fanali eccetera. Sono fuggiti, però ho dovuto vari danni, ho dovuto rifare un poco tutto, mettere videocamere, tutte queste storie qua. Furti compiuti e tentati, ma non solo, a preoccupare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in una zona sensibile. Ci troviamo proprio di fronte a una scuola elementare, la scuola Manzoni. Io trovo veramente inammissibile, e l'ho visto coi miei occhi, ma come anche gli altri residenti, vedere situazioni di spaccio nelle stradine qui adiacenti quando i genitori vengono a prendere i propri figli per riportarli a casa. Qui dietro di me c'è un parchetto che dovrebbe essere destinato alle famiglie e ai bambini, ed invece anche questo parchetto è stato utilizzato per spaccio di droga.
Claudio Balsimelli è il coordinatore del gruppo di controllo di vicinato istituito a inizio 2024 all'indomani di una serie di furti e vandalismi. Oggi ha circa 100 aderenti che rivolgono un appello diretto al sindaco Mario Conte, che all'epoca si era impegnato per 9 telecamere. Noi ci teniamo che il sindaco Mario Conte rispetti l'impegno e la promessa fatta a noi ancora 1 anno e mezzo fa, e vorremmo capire oggi, a distanza di 1 anno e mezzo, dove sono queste telecamere che aiuterebbero la gente a sentirsi un pochino più sicura. Ci vogliono più controlli, purtroppo le forze in campo sono quelle, però è inevitabile che il cittadino chiede aiuto e chiede collaborazione al comune. Ladri e borseggiatori in azione anche a Venezia. Andiamo in diretta ad Anna Maria Parisi. A te, Anna Maria. Sì, buongiorno direttore, un vero e proprio raid con i ladri che hanno agito indisturbati nella notte appena trascorsa tra l'1 e le 6 del mattino nell'area attorno a San Polo, San Pantalone, San Giacomo dell'Orio, insomma una zona ben circoscritta, oltre diverse le attività prese di mira dai ladri che hanno messo in atto non solo raid e saccheggi ma anche danni ingenti ai locali, bar, ristoranti e anche negozi di abbigliamento e accessori. Con me Giovanni Andrea Martini, capogruppo in Consiglio Comunale di tutta la città Insieme. Dunque, Giovanni Andrea Martini, dicevamo un raggio d'azione ben circoscritto, sappiamo bene quanto sia difficile anche per le forze dell'ordine poter intervenire tra le calli e le callette di Venezia. Certo è che comunque il raggio d'azione è stato ben circoscritto, ovvero il tempo in cui hanno agito i ladri è stato quello indisturbato dall'1 alle 6 del mattino. Tanto tempo. Sì, intanto vorrei ricordare che l'amministrazione ha vinto le scorse elezioni sul tema sicurezza, e questo dimostra che la sicurezza non è stata garantita e non è garantita. L'altro tema è che effettivamente è una zona circoscritta, però è una zona altamente popolata di abitazioni che sono state destinate a affittanza turistica, e quindi diciamo che anche il vuoto che si è creato di popolazione di residenti porta alla mancanza di controllo, nel senso che il maggior controllo, la maggior sicurezza è data dall'abitante che risiede, che ci sta. Quindi insomma indubbiamente manca anche l'aspetto della sicurezza, nel senso della polizia eccetera, ma soprattutto mancano le persone. Una delle titolari che appunto... Ecco, lei è stato in una di queste attività prima di venire da noi per raggiungerci per il collegamento. Diciamo che conosco bene una di queste attività perché frequento insomma questo negozio molto bello. Cosa le ha detto la titolare? No, io in questo caso ho solo letto le sue dichiarazioni, però sono interessanti perché dice: non capisco come abbiano fatto a rompere la vetrina e a creare tutto sto bailame con la confusione che devono aver fatto e anche col botto che devono aver fatto, e nessuno ha sentito niente. Ecco, forse questo ci fa riflettere, perché se nessuno ha sentito niente vuol dire che forse attorno non c'erano abitanti, cioè il tema di fondo torna sempre quello, insomma. Ecco, sempre quello, c'è la cittadinanza che non è presente perché sono troppe anche le abitazioni adibite a B&B e naturalmente scoppia la polemica. Grazie a Giovanni Andrea Martini, con il supporto tecnico di Andrea Pivetta ti restituisco la linea, direttore. Grazie Anna Maria Parisi e Alberto Pivetta davanti al ponte di Calatrava a Venezia. Adesso andiamo di nuovo a Vicenza, sempre per il degrado nelle città. È stato denunciato da cittadini e da commercianti l'aggravarsi della situazione. Abbiamo sentito il sindaco Giacomo Possamai. Sulla tossicodipendenza noi chiediamo, lo continuiamo a fare, un grande aiuto allo Stato. Un SOS lanciato al governo. Giacomo Possamai sul fronte del degrado si rende conto che Vicenza è in difficoltà. Purtroppo l'uso della droga è sempre più diffuso e Campomarzo, considerato l'outlet veneto dello spaccio, richiama tossicodipendenti da tutto il nord-est.
Noi agiamo con gli strumenti che abbiamo, sappiamo che la tossicodipendenza, drogarsi, non è un reato secondo la legge, per cui per esempio le forze dell'ordine non intervengono in alcun modo, la polizia locale può intervenire allontanando i responsabili e chi si sta in quel momento sta compiendo l'atto di drogarsi, ma il vero tema è avvicinare queste persone, riuscire a convincerle a entrare nelle comunità di recupero, ad abbandonare il percorso e la vita sulla strada e avviare un percorso di recupero. Su questo servono posti nelle comunità di recupero, ma soprattutto servono operatori sul territorio che vadano a incontrarli, che cerchino di portarli all'interno di strutture che li possano aiutare. È vero che ci sono le comunità di recupero, è vero che, come dice il sindaco, si può fare uno sforzo per convincere i tossicodipendenti ad abbandonare la vita di strada, ma purtroppo la droga è una dipendenza difficile da combattere e gli aghi abbandonati sui marciapiedi o nei parchi sono un fenomeno in crescita, con tossici che si bucano sempre più spesso alla luce del sole. I cittadini chiedono provvedimenti perché è vero che drogarsi non è un reato, ma questa libertà finisce dove inizia quella dei cittadini e delle famiglie di vivere in una città pulita e senza pericoli per i bambini. Da questo punto di vista serve un giro di vite a livello legislativo per riequilibrare i diritti di tutti. Il grande tema è che poi le persone che consumano sostanze stupefacenti sulla strada creano non soltanto degrado ma anche disagi e situazioni pesanti. Penso naturalmente per esempio al caso del bambino che si è punto con una siringa qualche settimana fa, quindi da questo punto di vista servono veramente strumenti efficaci che le amministrazioni comunali non hanno ma di cui abbiamo necessità, perché altrimenti si tratta di allontanare, di spostare il problema senza avere strumenti forti per poterlo finalmente gestire. Degrado ma anche violenza a Vicenza. Abbiamo aperto il telegiornale con un'aggressione ad un corriere da parte di una baby gang. Su questa situazione abbiamo sentito anche l'ex sindaco di Vicenza, Francesco Rucco. Violenza a Vicenza, ancora una volta un'aggressione in centro storico. Ci troviamo nella centralissima Piazza Castello e proprio qui ieri pomeriggio, vedete la macchia di sangue, si è consumata l'ultima aggressione. Protagonista una banda di giovanissimi, una baby gang che ha preso di mira un avventore, un corriere che era seduto al tavolino di un bar e con la scusa di una sigaretta gli hanno portato via il portafogli. Da lì poi si è scatenata la violenza perché la vittima ha provato a reagire ed è stata picchiata selvaggiamente. Ci troviamo con Francesco Rucco di Fratelli d'Italia, ex sindaco di Vicenza. Quando lei era sindaco fino a qualche tempo fa questi episodi non accadevano, la situazione in città è peggiorata molto, ma è peggiorata in tutta Italia, bisogna dire la verità. Ma la situazione è peggiorata sicuramente negli ultimi 2 anni in maniera pesante. Il centro storico è diventato off limits, cioè la gente ha paura ormai di venirci. Dobbiamo dare una risposta dura, concreta a questi personaggi, a questi delinquenti, perché sono delinquenti, che aggrediscono le persone per portare via una sigaretta o un portafoglio. Ecco, la cosa che veramente lascia stupiti è che non si tratta di malintenzionati con un curriculum criminale alle spalle di lungo anni, ma si tratta di giovanissimi, addirittura alcuni sarebbero minorenni. Ecco, è un fenomeno culturale, un fenomeno sociale, è un fenomeno che ha a che fare anche con le politiche educative che evidentemente negli ultimi anni hanno fallito. Sono questi gruppi di ragazzi che evidentemente mancano del sostegno educativo dei propri genitori, nei confronti dei quali bisogna intervenire duramente, anche nei confronti dei familiari stessi che non intervengono per educare questi ragazzi al rispetto verso le persone. Serve un giro di vite a livello legislativo. In Parlamento voi di Fratelli d'Italia avete la maggioranza, dovete fare qualcosa, a questo punto ne avete anche la responsabilità politica. Credo che sia arrivato il momento di fare qualcosa di concreto e da questo punto di vista il governo sicuramente si sta muovendo per contrastare tutta una serie di fenomeni, tra cui anche questo. Qual è la proposta che ci vuole per risolvere questo problema? Ma la proposta sicuramente è quella di sanzionare sia da un punto di vista civile che penale anche i genitori, perché spesso si tratta di minorenni, non imputabili, non punibili, e quindi ne risponde chi ha l'educazione rispetto a queste persone. Ecco, quindi da questo punto di vista chiamare i genitori a rispondere degli atti dei propri figli e poi?
E poi sicuramente anche un controllo del territorio attraverso poi anche una serie di misure come quella della revoca della cittadinanza nei confronti di quei genitori che hanno il permesso di soggiorno e che non controllano i propri figli. È una proposta forte, inedita. È pronto a portarla al governo? Sicuramente la porteremo al governo, poi allo stesso tempo c'è anche un tema di controllo del territorio che manca in questo momento a Vicenza. L'amministrazione, il sindaco in particolare, si gira dall'altra parte, che è l'assessore alla sicurezza, lo ricordiamo, e fa finta di niente. Non può far finta di niente di una situazione del genere che sta degenerando. La manifestazione dei giorni scorsi ha dimostrato che i cittadini aspettano risposte concrete anche dall'amministrazione comunale, non soltanto dalle forze dell'ordine, non soltanto da questore prefetto o dal governo. Allora, questa era l'intervista del nostro responsabile della redazione di Vicenza, Carlo Alberto Inghilleri, a Francesco Rucco, e i ragazzi, molti ragazzi cercano di in qualche modo arginare la violenza. Per esempio gli studenti della Riccati Luzzatti di Treviso diventano mediatori delle liti tra compagni di scuola ed è un modo per educare i giovani all'ascolto e al dialogo e prevenire atteggiamenti che possono sfociare nel bullismo. Nessuno può capire i giovani e le dinamiche che ne regolano i rapporti quanto i loro coetanei, compresi quei litigi che possono degenerare in scontri più pesanti e gravi. Spesso si rovinano i rapporti attraverso i litigi e la mediazione è un'opportunità che servono ai ragazzi per risolvere i loro conflitti. All'aula magna dell'Istituto Riccati Luzzatti di Treviso si consegnano gli attestati a 12 ragazzi che hanno seguito le 20 ore di lezione extracurricolari necessarie a diventare mediatori alla pari tra i loro compagni di scuola, che cioè offrono una mediazione per ricomporre le liti. Io credo che il diffondere una cultura del rispetto reciproco aiuti a evitare l'esistenza del bullo e possa aiutare il bullo a uscire fuori da quel ghetto nel quale si inserisce da solo con la sua violenza. In un'epoca in cui si devono fare i conti con quello che appare un crescente fenomeno di bullismo, il punto del progetto, invece di giudicare, è anche e soprattutto questo. È facile, catalogare una cosa come bullismo, perché se una cosa ci fa stare male e sentiamo di non poterla risolvere, potremmo parlare di bullismo in moltissimi casi. Questa opera di mediazione può risolvere anche queste situazioni? Beh, diciamo che se succede tra amici sicuramente sì. Forse ritengo che magari tra sconosciuti, magari succede che quella persona non conosce chi gli ha fatto il torto, non completamente. È stato difficile trovare dei volontari che si offrissero come mediatori oppure c'è stata partecipazione? Allora, la partecipazione è stata alta, dopodiché quello di mettersi in gioco fino in fondo non è stata una cosa facile, è un percorso, abbiamo capito, chi lo ha fatto è entusiasta e quindi adesso credo che come seconda battuta sarà più facile. È possibile che potranno presentarsi liti difficili da mediare, ma l'esperienza che si matura in un ambito pratico ed estremamente formativo come questo si candida a restare nel patrimonio culturale dei ragazzi anche da adulti. Questa progettualità l'ho vista partire in tante scuole della città di Treviso negli ultimi anni, sia scuole secondarie di primo grado che scuole secondarie di secondo grado, e devo dire che il fatto che altre scuole sentano l'esigenza di partire con questa progettualità significa che i risultati e i riscontri che si stanno avendo sono positivi. In una lettera inviata al ministro Nordio, Cristian Demma, presidente dell'associazione Furti in Corso, chiede nuovamente un incontro per avanzare la richiesta dell'inasprimento delle pene. Sentiamo. La gente di noi vede forze dell'ordine che girano a manetta, ok? E non possono fare nulla purtroppo perché hanno veramente le mani legate. Delinquenti che fanno ciò che vogliono dalla mattina alla sera, chi gira con i coltelli, chi gira con le spranghe, chi gira con le armi, fanno quello che vogliono, il giorno dopo sono già liberi. Vengono a casa, ci derubano o comunque non ci derubano ma tentano di derubarci facendoci migliaia di euro di danni, ma non succede nulla. Uno sfogo sui social nella pagina Furti in Corso che ormai ha raggiunto gli oltre 20.000 iscritti, ma anche una PEC diretta ancora una volta al ministro della Giustizia Carlo Nordio. Il presidente dell'associazione torna a chiedere un incontro con il governo per avanzare una precisa istanza, quella di promuovere la modifica delle leggi attuali. Io glielo rinnovo, oggi gli manderò di nuovo la mail che sono disponibile a fare 4 minuti, 5 minuti davanti alle telecamere di Antena 3 e chiedigli semplicemente due cose. Lo Stato deve garantire la sicurezza pubblica
e in questo momento oggettivamente per le leggi che ci sono non ce la fa. Allora o modifichiamo le leggi e le creiamo in maniera che non sono interpretabili, e ci vuole veramente poca cosa. Certezza della pena per reati come i furti in abitazione e attività commerciali. Questa è la richiesta per invertire così la tendenza in atto a una sostanziale depenalizzazione, ma non solo. Noi facciamo tanto, ci fa schifo in giro per il mondo dove ci sono gli metal detector all'interno degli istituti perché non c'è sicurezza eccetera, ma tutte queste cose qua, zone rosse e via, è perché non si è in questo momento capaci di bloccare la criminalità. Con la certezza della pena che noi come Furti in Corso chiediamo veramente da anni. Uniamoci tutti insieme a chiedere al governo ad oggi, che è la maggior parte dei sindaci che parlano, fa parte di questo governo come fazione politica, cosa vogliono veramente fare da grandi, perché ad oggi così non è più tollerabile. Quindi io chiedo ufficialmente di nuovo un incontro. A Treviso è imminente l'istituzione di una zona rossa in via Roma. Andiamo in diretta da Christian Alboit. A te Christian. Direttore, buongiorno di nuovo anche da parte di Nicoletta Rizzetto. Siamo qui a Casugana con il sindaco Mario Conte per dare notizie fresche e freschissime, perché è imminente l'istituzione di una zona rossa in via Roma. Nei prossimi giorni, forse la prossima settimana per intenderci, ci sarà un vertice in prefettura nel quale sarà dichiarata, istituita la zona rossa in via Roma, che come sapete è la zona della stazione per intenderci. Sindaco, conferma? Sì, la settimana prossima ci troveremo con il prefetto e con il comitato di ordine e sicurezza per definire il perimetro, che sarà molto limitato, di questa zona rossa, anche sulla base delle esperienze che sono state riportate dal ministro Piantedosi, che ci ha raccontato della soddisfazione dei cittadini laddove sono state inserite le zone rosse. Devo dire che le criticità della città di Treviso non richiamano a tutti gli effetti l'esigenza di una zona rossa, ma se possiamo alzare il livello di guardia e soprattutto gli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine, ben venga. Ovviamente attendiamo le decisioni del prefetto e del questore, però insomma credo che si andrà in questa direzione già a partire dalla settimana prossima. Ecco, mi sembra che la strada sia tracciata, quindi la prossima settimana c'è questo vertice e la zona rossa potrebbe scattare già il prossimo fine settimana, per intenderci. Sì, adesso le tempistiche io francamente non ve le so dire, bisogna sentire un attimo la prefettura. Mi preme però sottolineare che questo è uno strumento in più che ci diamo, pur non essendoci tutte le caratteristiche legate alle esigenze delle zone rosse. Quindi c'è un livello di criticità che ci richiama tutti a dare ulteriori strumenti alle forze dell'ordine. La zona rossa è più adatta ad altre tipologie di città che hanno maggiori criticità, però insomma noi vogliamo risolvere il problema della sicurezza in città e quindi anche questo strumento può essere utile. Quindi una zona rossa concentrata nella zona di via Roma della stazione, una mini zona rossa, chiamiamola come una zona rossa molto limitata da un punto di vista dello spazio, che poi è anche quel piccolo quadrante di città dove si sono manifestati alcuni episodi francamente brutti e di cui non vogliamo abituarci e che combattiamo con tutte le nostre forze. Via Roma, da cui sono sparite, insomma non ci sono più le panchine, sono state tolte o non sono state più rimesse a seguito dei lavori di riqualificazione in corso. Qualcuno l'ha già paragonata, sindaco, a Gentilini, che le panchine a fine anni 90 le aveva tolte. Lei sta togliendo le panchine? Magari essere paragonati a Gentilini perché è stato un modello di sindaco. In realtà noi abbiamo riqualificato i marciapiedi di via Roma su entrambi i lati, abbiamo spostato le fermate del bus e quindi la presenza di quelle panchine non aveva più senso in quel posto, tant'è che la vera notizia non è che tolgo le panchine, ma le stiamo aggiungendo in quei luoghi che sono più predisposti alla socialità, alla condivisione di momenti e di dialogo, immagino fuori dalle scuole, nei parchi giochi, nei parchi, in corrispondenza delle case di riposo o nelle fermate dell'autobus. È altrettanto vero che però questo oggetto di arredo urbano, cioè la panchina, deve essere utilizzato nel modo corretto. Se si utilizza per sporcare, creare bivacchi, non va bene e vengono tolte e vengono messi in altri luoghi
più protetti e custoditi. Quindi la notizia non è che Conte toglie le panchine, è che Conte aumenta le panchine, ma chiede che vengano utilizzate nel modo corretto. Le aumenta e le sposta. Sì, non le tolgo, le sposto, perché è fondamentale capire che noi stiamo rigenerando la città, stiamo facendo investimenti importanti con illuminazione pubblica, piste ciclabili, rifacimento di marciapiedi, e laddove le panchine vengono utilizzate in modo sbagliato, così come segnalato dai cittadini, perché questo è il caso di Via Roma, vengono tolte, spostate e messe in altri luoghi più adatti. C'è panchina e panchina. No, ci sono luoghi e luoghi, laddove le panchine vengono utilizzate nel modo corretto vengono nettamente incrementate. Penso che per esempio sulle mura le panchine vengono utilizzate nel modo corretto, così come nei parchi. In Via Roma le segnalazioni andavano nella direzione opposta. Sindaco Mario Conte, grazie per tutti questi aggiornamenti. Il principale riguarda appunto il Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza, che dovrebbe riunirsi la prossima settimana per istituire la zona rossa in Via Roma. Il primo cittadino di Treviso è stato molto chiaro da questo punto di vista. Con queste notizie di giornata, direttore, ti restituisco la linea da Casugana con Nicoletta Rizzetto. Grazie molte, grazie per questo collegamento da Casugana a Treviso. Vediamo, a proposito di sicurezza, il titolo della tribuna di Treviso: scuola ai coltelli, i presidi divisi, sì ai controlli, no al metal detector. Dopo l'allarme del procuratore Martani, i dirigenti scolastici di Treviso si interrogano sulla sicurezza. La preside del Giorgi Fermi apre ai controlli a campione delle forze dell'ordine, ma la maggioranza punta sulla prevenzione, perché questi ragazzi girano per le strade con i coltelli in tasca, e metal detector o qualsiasi altro sistema deve essere impegnato per evitare che ci siano situazioni come quella che abbiamo purtroppo visto anche a Treviso, in via Castelmenardo, dove era stato ucciso Francesco Favaretto. Il giallo della morte di Liliana Resinovic a Trieste sta seguendo questa vicenda attentamente, ora per ora, la nostra redazione di Tele4. Secondo un'istanza presentata dai legali di Sebastiano Visentin, che è il marito della vittima, non si può dare del mitomane al tecnico Giacomo Molinari, che aveva detto qualche giorno fa: sono stato io a causare inavvertitamente la frattura della vertebra di Lilli. Vediamo, sentiamo il nostro servizio da Trieste. Com'è possibile che le affermazioni di Giacomo Molinari siano ritenute false e quindi inattendibili, senza che questa persona sia nemmeno stata sentita in procura e quindi interrogata dal PM? Gli avvocati Paolo e Alice Bevilacqua, che difendono il vedovo di Liliana Resinovic, Sebastiano Visentin, in una nota si dichiarano stupiti dall'etichetta di mitomane che è stata attribuita al tecnico della sala settoria che ha partecipato alla prima autopsia sul corpo della donna. L'uomo infatti ha rivelato pochi giorni fa di aver inviato alla procura di Trieste una memoria in cui ammette di aver procurato la frattura alla vertebra toracica di Liliana, un atto riferito come involontario avvenuto sistemando il corpo. Proprio quella frattura che, stando ai consulenti della procura guidati da Cristina Cattaneo, aveva fatto ipotizzare come la morte fosse avvenuta in realtà per omicidio. I due legali riferiscono il loro stupore rispetto ai toni perentori con cui il pool difensivo di Sergio Resinovic etichetta le affermazioni del preparatore anatomico come mendaci e tardive dichiarazioni di un mitomane, addirittura aprendo le porte a una querela per falso. Questo ovviamente a meno che non vi sia chi abbia in mano conoscenze processuali diverse da quelle che la difesa dell'imputato peraltro fin qui non ha. Ci chiediamo con franchezza, scrivono, come possa affermarsi fin d'ora che le considerazioni di Molinari siano false e quindi inattendibili, siccome frutto, da quel che leggiamo a titolo di aperta censura, di fantasia di un cittadino su cui è stata fatta cadere la scure di mitomane prima ancora di capire se egli sia stato sentito in procura e sia stato quindi sondato dal pubblico ministero procedente al riguardo. Un modo questo, stando ai Bevilacqua, anche per sottrarre il caso dall'ennesima diatriba mediatica. I legali hanno quindi comunicato di aver presentato istanze in procura affinché il tecnico venga sentito quanto prima, acquisendo agli atti le sue affermazioni. Servizio di Marco Stabile, responsabile della nostra redazione di Trieste. Andiamo con Italo Morao e Andrea Basso in pubblicità. 2 minuti, torniamo subito dopo.
diretta con Focus TG, un atterraggio d'emergenza in strada di un piccolo aereo da turismo e sono stati momenti di paura nel pomeriggio in via Madonnina a Padova. Martedì 13 maggio lo ricorderanno per molti anni le 4 persone a bordo del Piper PA-28 che è atterrato, se così si può dire, verso le 14 in via Madonnina a Padova. Nessuno è rimasto ferito, tutte illese le persone che erano sul velivolo che per causa ancora da accertare ha eseguito una manovra d'atterraggio d'emergenza. Si tratta del pilota e di 3 studenti universitari, uno di origine yemenita e gli altri 2 di origine pakistana. Durante l'atterraggio l'aereo ha urtato alcuni cavi elettrici e colpito le chiome degli alberi nella zona verde del quartiere Paltana senza causare fortunatamente danni a persone. Sul posto i vigili del fuoco della sede centrale di Padova che hanno messo in sicurezza il mezzo mentre il personale del SUEM ha prestato assistenza ai passeggeri e al pilota. Nessuno ha avuto bisogno di essere ricoverato in ospedale. Sul luogo dell'incidente presente anche la Polizia di Stato e il personale dell'ente portuale che sta indagando per capire le cause dell'atterraggio d'emergenza. Dalle prime dichiarazioni del pilota, il motore che stavano testando avrebbe perso improvvisamente potenza, costringendolo ad attuare alcune manovre d'emergenza per evitare l'impatto in aree urbane ad alta densità abitativa. Sul posto anche la polizia scientifica e la Digos, incaricati dei rilievi. Servizio di Francesco Ratai. In autunno le elezioni regionali, ormai è sicuro che si voterà nel periodo tra la fine di settembre e il 23 novembre, si voterà una domenica in Veneto e in altre 5 regioni. E qui è iniziato il toto candidati, si fanno già i primi nomi, però si è ancora lontani sia nel centrodestra che nel centrosinistra da una scelta definitiva. C'è la polemica anche sulle previsioni per quanto riguarda il presidente Zaia, che ieri ha detto non c'è nessuno scambio tra ministro del turismo eventuale, perché si è detto che potrebbe subentrare a Daniela Santanchè e a far guidare la regione del Veneto da Fratelli d'Italia, mentre appunto mentre su questo Salvini dice squadra che vince non si cambia. Vediamo il servizio della nostra redazione. È inaccettabile pensare, immaginare o che si diffonda l'idea che sia uno scambio di prigionieri, perché c'è una prerogativa, io non sono ricandidabile. Nessuno scambio di favori o di prigionieri, queste le espressioni di giornata usate alternativamente da Luca Zaia per dire che il suo futuro politico, compreso un posto da ministro, è scollegato dalla partita sulla presidenza del Veneto. Insomma, non vi sarebbe nessuna correlazione tra un destino romano per il presidente uscente e un candidato governatore meloniano per il centrodestra. I toni sono quanto mai perentori. La vicenda della scelta del presidente in regione è una scelta della politica che nulla ha a che vedere con quello che farò io in futuro, punto. Lo stesso Zaia sa di avere gli occhi del mondo politico, non solo locale, addosso, sguardi non certo disinteressati. Vedo che tanti si occupano del mio futuro, non ho ben capito se mi vogliono bene o se sono preoccupati e quindi lo capirò strada facendo. Presto, annuncia Zaia, sarà comunicata la data delle elezioni, la finestra va dal 21 settembre al 23 novembre, nel frattempo dovrebbe essere risolto anche il nodo di divieto di terzo mandato per gli assessori. Quasi in contemporanea da Verona, dove si trova per un convegno, Matteo Salvini conferma che squadra che vince non si cambia, aggiungendo che il Veneto vota insieme a Marche, Campania, Puglia e Toscana e che quindi tutti i partiti della coalizione potranno esprimere le loro potenzialità. Parole che lasciano aperti vari scenari, così come nel centrosinistra, dove continua il totonomi, da ultimo l'ex sindaco di Treviso Giovanni Manildo, rappresentante del Partito Democratico ma dal profilo civico, che nel 2013 vinse contro un simbolo della Lega come Giancarlo Gentilini. Per tutti il tempo delle scelte sembra ancora lontano. Il servizio di Christian Arboit, ieri sera ne abbiamo parlato ovviamente a Focus con il titolo AAA candidato presidente Cercasi, un confronto molto vivace, ascolti record ieri sera con Focus e un duello
tra il consigliere regionale del Partito Democratico Jonathan Montanariello e il presidente dell'intergruppo Lega Lista Zaia Alberto Villanova. Sentiamo un passaggio. È vero, l'unica cosa che mi rammarico, visto che è avvezzo Villanova a parlare nelle contraddizioni della sinistra, vorrei ricordarvi che gli unici a questo punto che non hanno capito il referendum è il suo governo e i governi precedenti, tra cui quelli dove c'era e dove c'è il suo segretario di partito al governo, che non gli hanno concesso l'autonomia. Quindi Villanova, mi dispiace che avete spiegato a tutti lasciami finire, se no ci scavalchiamo. Dopo, Villanova, lasciami finire. Villanova, capisco che hai un po' di Villanova, capisco che hai un po' di bruciore di stomaco su questo. Capisco, Villanova, il tuo fastidio. Villanova, prendi un Malox anziché interrompere. Lasciami finire. No, ma non prendo il Malox, Montanariello, ma io credo perché Villanova è avvezzo che ogni volta che va in difficoltà gioca che interrompe, gioca che interviene. Villanova, io credo che veramente la verità voi del PD sull'autonomia dobbiate solo stare zitti, perché non vi avanza di parlare. Villanova, quando vai in crisi sei sempre solo contro i veneti e lo fate da sempre. Villanova, avete fatto un referendum e il tuo segretario di partito al governo, intanto la legge sull'autonomia l'abbiamo fatta noi, la legge sull'autonomia Villanova, studia le date, Villanova, vai a studiare le date, Villanova, non fare il maestrino ogni volta. Villanova, fai un bagno nella realtà. Villanova, non fare il maestrino che non ti riesce con le date. Uno alla volta, se no la gente non collega Villanova, non fare il maestrino, non fare il maestrino. Collega Villanova, non fare il maestrino, fai un bagno di umiltà. Villanova, la pacchia è finita, vi hanno conosciuto, vi hanno abbandonati, non vi votano più, vi stanno lasciando tutti a casa e la narrazione della Lega e dell'autonomia è finita. Villanova è finita, Villanova è finita. Allora, insomma, un bel confronto, cioè quando poi si parla contemporaneamente è difficile anche capire che cosa dicevano i nostri ospiti, però insomma si è sentito, insomma si è capito qual era la materia del contendere. La cronaca giudiziaria ovviamente anche in vista delle elezioni è un fatto che certamente preoccupa la maggioranza a Venezia, l'inchiesta Palude che vede la richiesta di rinvio a giudizio per 34 indagati, tra questo il sindaco Brugnaro e i suoi più stretti collaboratori. Il sindaco dice: sono deluso ma vado avanti. Oggi in un'intervista in un giornale ha anche detto: queste vicende a volte fanno anche ammalare. Sentiamo. Sono deluso ma me lo aspettavo, insomma, perché ci voleva tanto coraggio per dire effettivamente dopo anni di inchiesta non abbiamo trovato niente, perché di questo si tratta. Probabilmente si scaricherà sui magistrati la decisione, però insomma penso sarebbe giusto che poi alla fine qualcuno anche rispondesse poi se effettivamente non c'è niente, perché dalle carte non c'è niente. All'indomani della notizia presa dalla stampa della richiesta di rinvio a giudizio nell'inchiesta Palude, il sindaco Brugnaro è amareggiato ma determinato a difendersi. Abbiamo un unico accusatore, addirittura sta signora Bonsignori che lo sosteneva, ha ritrattato tutto e ha detto, io l'ho letto, dovete leggere proprio l'intera dichiarazione di questa qui che dice: non è vero niente, ho detto il falso, ero innamorata di lui, cioè l'ho lette l'altro giorno io queste robe. Dico, la credibilità è sotto zero di questa persona, tutto si basa su quello che dice questa persona qua, che ha un interesse evidente di farsi pagare un progetto da 3 milioni. Io più di questo non so, perché non ho fatto davvero niente, questo è il punto. E come fai a giustificare? Cercherò di tenere tutto nell'ambito del processo, perché io sono fiducioso della magistratura, sono certissimo di questo. Semplicemente dico che non lo auguro veramente a nessuno, non auguro a nessuno quello che è successo a me. Il sindaco, appoggiato come sempre dalla maggioranza, andrà avanti senza dare le dimissioni, come invece richiesto dalle opposizioni. So di avere il cuore limpido e pulito, so di aver fatto bene, continuo a fare il mio lavoro, perché ho avuto un mandato importante dagli elettori, ho fatto delle promesse, voglio finire il lavoro che ho fatto, però devo dire che insomma in certi momenti è un po' la morte nel cuore, perché per il mio onore ho fatto tutto.
Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente Zaia. L'opposizione ha chiesto le dimissioni anche per me, per il Mose, che non ero neanche inquisito, addirittura c'era scritto che ero elemento di disturbo per quelli che si comportavano male. Dico che la legge è chiara e quindi c'è una legge che regolamenta tutti i passaggi della vita amministrativa di una persona, anche se è inquisita o se è condannata. E dopodiché le decisioni che competono alla sfera personale e intima sono decisioni personali e intime nelle quali io non voglio entrarci. A Venezia, con tanto di bara per la Via Crucis del risparmio tradito, tanto di bara in corteo verso Palazzo Ferrofini, per il portavoce dei risparmiatori del crack Banche Venete, però l'ingresso nel Palazzo della Regione al Ferrofini è stato precluso. Vediamo. La bara del risparmio tradito sulla piccola imbarcazione bianca a Venezia che dalle 9 del mattino da Piazzale Roma si dirige verso Palazzo Ferrofini, una via crucis con tanto di funerale del risparmio truffato, dicono i presidenti delle associazioni dei risparmiatori del crack Banche Venete. Obiettivo: ottenere un aiuto dal Consiglio regionale Veneto per un nuovo fondo ristoro integrale. Abbiamo individuato i 3 miliardi, ulteriori 3 miliardi di conti dormienti, quindi non soldi pubblici che sono là fermi. Siccome è vero, è stato fatto un fondo che però era pieno di insidie e quei pochi che hanno ricevuto l'indennizzo in sostanza hanno ricevuto un 2% degli interessi. Sono le 10, la bara resta fuori in Calle del Pestrin. Alle 10.05 la speranza di ottenere il sostegno del Consiglio regionale si spegne. In breve per loro l'ingresso è vietato. Ne nasce un'accesa disputa. Riferisco in aula che dei privati cittadini che hanno fatto una legittima protesta, cioè qui in Veneto non si può nemmeno protestare dopo lo scoppio delle banche. Il consigliere Arturo Lorenzoni, PD, a fare da tramite iniziale. Lui è uno dei consiglieri firmatari dell'interrogazione presentata nei giorni scorsi a Consiglio e Giunta regionale per capire quali le azioni messe in atto fino ad ora a tutela dei risparmiatori traditi. Per cercare di recuperare quei soldi e di aiutare queste associazioni. Sono veneti che sono stati truffati da coloro a cui avevano posto la massima fiducia, cioè il loro denaro. Nel frattempo, fuori dal palazzo gli animi si accendono. A dare manforte ai portavoci dei risparmiatori anche Gio Formaggio, consigliere veneto di Fratelli d'Italia. L'interesse è trasversale. Sì, il risparmio è trasversale, nel senso hanno perso tutti i loro averi, sia gente di destra che di sinistra, quindi non vedo balcanizzarsi su questioni politiche. Se il governo, la regione, i comuni, chiunque può dare una mano a questa battaglia, che è una battaglia di dignità. Niente da fare, non si entra in Consiglio regionale Veneto e già ci si prepara per la marcia su Roma, dritti dritti verso il governo, anche qui con tanto di bara al seguito e non soltanto. L'appello di Federcontribuenti ai risparmiatori. Se non tornate giù in piazza e ci date una mano a spingere che il governo si muova, date partita persa, cioè chiuso così non vedrete il becco di un centesimo. 1.100.000, il servizio era di Anna Maria Paresi, 1.100.000 telespettatori incollati agli schermi di Media Nord-Est per seguire l'adunata nazionale che si è svolta a Biella, davvero un successo clamoroso. Adesso si è in attesa della Triveneta di Conegliano e ovviamente alla fine si è fatto un po' un bilancio in tutte le sedi, in tutte le sezioni degli alpini, soprattutto in Veneto e in Friuli Venezia Giulia. Vediamo che conclusioni hanno tratto gli alpini a Udine. No, i nostri alpini friulani questa volta si sono veramente comportati molto bene. Abbiamo avuto un numero impressionante di alpini, oltre 1200 che hanno sfilato, e per quanto riguarda anche la distanza è veramente un grandissimo risultato. D'altronde devo assolutamente essere contento di questo, perché anzi
città di Biella ci ha ospitato veramente di cuore, ci siamo trovati benissimo, tutti i miei alpini hanno detto la stessa identica cosa, per cui sono veramente felici di questa adunata. La dunata è alle spalle per le migliaia di penne nere arrivate a Biella per un appuntamento imperdibile. Nel darsi invece appuntamento a Genova nel 2026, gli alpini del Triveneto sono pronti però a ritrovarsi a Conegliano la terza domenica di giugno. Allora, per Conegliano ci stiamo già ovviamente preparando per andare in quella bellissima cittadina. Sarà un bel Triveneto sicuramente e io penso che comunque noi come friulani ci saremo in massa, anche perché la distanza ovviamente è molto più ridotta, e per cui questo sarà, ormai siamo pronti da qui a un mese, quindi siamo ormai alle porte anche di questa manifestazione. Raduno del Triveneto che aprirà in qualche modo la stagione estiva degli alpini, densa di iniziative, come ci ricorda il presidente Ermaco. Iniziative estive abbiamo a fine giugno, abbiamo il campo scuola che lo faremo a Mondiprat. Sarà una bella iniziativa anche quella, l'abbiamo ripresa dopo alcuni anni di sospensione con i bambini più piccolini, quelli che vanno dagli 11 ai 15 anni, sospesa per via prima del Covid, poi per la dunata di Udine, ma adesso l'abbiamo ripresa. Abbiamo una 60ina di posti disponibili che penso siano già stati tutti oramai bruciati, chiamiamoli così, per cui l'iniziativa sicuramente sarà positiva. E con altre poi manifestazioni intermezze, quindi ci saranno i vari 60esimi, 70esimi, centenari di qualche gruppo, per cui ce n'è parecchio in questo durante l'estate. Allora ancora un brevissimo break pubblicitario, tra poco. Il 13 giugno la festa di Sant'Antonio ed è stato presentato in Basilica a Padova il mese antoniano. Quest'anno, inutile dirlo, il tema di fondo è quello della speranza, dato che il tema giubilare ci intercetta anche all'interno del giugno antoniano, che è un tema sia cristiano, ma credo che sia anche buono dal punto di vista trasversalmente umano. Spera chi non si adagia nell'indifferenza, ma in qualche modo fa tesoro della sua rabbia e aggressività quando vede qualche cosa che non va e desidera, un po' come Sant'Antonio, reagire e proporre messaggi di liberazione e di giustizia. Speranza è la parola chiave del giugno antoniano 2025 presentato oggi a Padova. Non una parola statica ma dinamica, in movimento come i pellegrini di speranza. Questi mesi complice il giubileo chiaramente sono stati caratterizzati da un incremento di pellegrini, per cui tutto fa pensare e sperare, a proposito di speranza, che anche nei giorni vicini al 13 giugno e il 13 giugno siano caratterizzati da una grande affluenza di persone che, come sempre, già ora è così, arriveranno da tutto il mondo. Nelle prime parole di Papa Leone XIV l'esortazione ad una pace disarmata e disarmante, e da sempre Sant'Antonio è stato portatore di pace. Sicuramente Sant'Antonio diventa un aiuto e una forza in questi momenti un po' difficili, a portare pace e riconciliazione nel cuore e a superare le divisioni e le discordie. Lui che è stato da questo punto di vista capace di dialogare anche con i potenti del tempo per dare un aiuto e una speranza ai più poveri e alle persone in difficoltà. Moltissime le iniziative nel nome di Sant'Antonio che saranno proposte nel mese di giugno. Tra queste anche un convegno per raccontare la figura di Monsignor Giovanni Nervo. Quest'anno è bello uno di questi momenti, come abbiamo ricordato prima, che è legato all'avvio del processo di riconoscimento delle virtù eroiche di Monsignor Giovanni Nervo, che è un sacerdote della città di Padova, della diocesi di Padova, che è stato il fondatore di Caritas Sant'Antonio, una figura straordinaria che tutti credo abbiamo avuto l'occasione di conoscere, ed è bello pensare che proprio qui nella nostra città ci sono nati i germogli che hanno portato alla nascita di Caritas, della Caritas italiana. E al santuario di Monteberico a Vicenza una giornata di sopralluoghi per l'avanzamento dei lavori, con l'arrivo di rampe in marmo, vetro e pietra per l'accesso delle persone con disabilità. Alla chiesa di San Giuliano
si smonta l'orologio per dare via ai lavori del campanile. Avranno una pavimentazione in marmo di Chiampo, rivestimenti verticali in pietra di Vicenza e parapetti in vetro multistrato ad alta trasparenza, le 2 nuove rampe per l'accesso delle persone con disabilità alla Basilica di Monteberico, manufatti che sono in via di realizzazione sul lato ovest del santuario e andranno a sostituire le attuali passerelle metalliche. Sono ripartiti i lavori alle rampe di accesso alla Basilica di Monteberico, un'opera importante finanziata con 120.000 euro da parte del Comune per abbattere le barriere architettoniche e permettere una più facile accessibilità al santuario della città. Massima attenzione ai materiali e alle tecniche costruttive per l'intervento, realizzato anche in vista dell'anno giubilare mariano e della rinascita del 2026, quando l'accesso di pellegrini al santuario, già oggi notevole, crescerà ancora di più. La conclusione dei lavori è prevista per la fine di giugno, ma la giornata di sopralluoghi ha visto come protagonista anche il campanile della chiesa di San Giuliano, sottoposto a lavori. Campanile di San Giuliano, un altro progetto finanziato con 365.000 euro dall'amministrazione comunale per il restauro di questo manufatto di un'altra delle chiese di proprietà comunale che già 10 anni fa aveva mostrato dei cedimenti nella sua parte strutturale. Oltre alla conservazione e al consolidamento statico del campanile stesso, abbiamo rinvenuto nei mesi scorsi all'interno del campanile il meccanismo di un orologio molto antico che serviva a regolare il suono delle campane. Abbiamo fatto diversi rilievi e oggi il meccanismo verrà estratto dalla torre campanaria per poi essere portato in un laboratorio specializzato, essere restaurato, e l'intenzione dell'amministrazione poi è quello di esporre questo meccanismo all'interno della chiesa di San Giuliano. I 90 anni di Luciano Benetton, un grande imprenditore del nord-est, un visionario, un mecenate. Sentiamo. Bisogna essere all'altezza dei tempi, diciamo. Se gli altri volano alto, anche noi. In questa frase forse c'è il senso di un'intera esistenza umana e professionale. Così Luciano Benetton commentava nel 2018 il restauro della chiesa di Sant'Eunisto a Treviso, opera sostenuta con convinzione come tante altre sul territorio, quel territorio che gli ha consentito di crescere, innovare, fare la storia del Made in Italy, con i suoi maglioni colorati, con un brand riconoscibile e riconosciuto, da lì un impero che si era esteso anche alle autostrade e alla Formula 1. E così nel giorno del suo 90° compleanno tanti sono i messaggi di auguri, con destinatario il visionario imprenditore di Ponzano Veneto, patriarca di una famiglia che ha attraversato i decenni anche tra crisi profonde e capitoli dolorosissimi come il crollo del Ponte Morandi. Forse il momento più duro era l'agosto del 2018, nulla è stato più come prima. Solo un anno fa il patron aveva liquidato via stampa l'amministratore delegato voluto qualche anno prima, aprendo per Benetton una profonda fase di ristrutturazione con l'obiettivo di pareggiare i conti nel 2026. La cartolina più fedele arriva da Villa Minelli, per anni il quartier generale del gruppo. Da qui parte il sindaco Antonello Baseggio per i suoi personali auguri tutt'altro che retorici. In questi giorni uno che passa davanti a Villa Minelli la vede chiusa, vede tra l'altro anche l'incuria nei prati ed è un colpo al cuore. Insomma, io credo che una comunità non meriti questo. Immagino che a breve ripartino almeno le manutenzioni, ma ci auguriamo anche che gli infissi ritornino ad essere aperti. Lo aiutiamo a spegnere le 90 candeline, che non sono poche, nell'attesa naturalmente che ci siano tante altre da spegnere, e così magari insieme ricostruiamo una comunità attorno a una villa e una sede che è diventata importante in tutto il mondo, perché quando si nomina Benetton si nomina Ponzano, ed è giusto che si continui così. Consiglio blindato per il nuovo film dell'86enne Ridley Scott, un regista famosissimo. Pensate a film come Alien, come Blade Runner, come Thelma e Louise. Sta girando The Dog Stars proprio nella piana del Consiglio. Vediamo qual è la situazione. Già a Farra, come negli altri accessi al Consiglio, cartelli strada chiusa dalle 8 del mattino alle 8 di sera fino alle 16 per riprese cinematografiche. Ridley Scott per raccontare
la storia del suo sopravvissuto in un hangar con un cane, ha scelto il Cansiglio. Io abito, sono nato e il Cansiglio io lo amo. E quindi che ci sia Ridley Scott va bene? Se va bene che facciano un film, che facciano tutto. Il film di Ridley Scott dovrebbe chiamarsi The Dog Stars, avrà come protagonisti dei cani da pastore belga malinois addestrati a Roma e ha un budget di $100 milioni. Quasi 500 le persone che si muovono con la produzione, che dopo essere stata sul lago di Bordano in Friuli Venezia Giulia, ora è in Cansiglio e dopo andrà a Ovindoli in Abruzzo e poi a Cinecittà a Roma. Intanto c'è chi si gode le centinaia di pernottamenti e chi pensa già ai possibili benefici futuri. Benissimo per noi, perché abbiamo l'albergo pieno. Non credo che sia un problema in questo periodo. Per me va bene, anche per i paesani qui. Perché va bene? È perché almeno si fa qualcosa anche qui in alta montagna, no? Può andare bene se serve per attirare poi gente, sì, e curiosità insomma da parte delle persone. Secondo lei? Vedremo se tirerà fuori un altro dei suoi capolavori, speriamo. Penso sia una bella attrazione prossimamente per il nostro lago e l'Alpago. Ovviamente non tutti sono contenti. C'è chi sottolinea i disagi e chi non capisce come muoversi. Crea un po' di problemi anche per il turismo, che deve farsi la passeggiata e trovano chiuso e tornano indietro. Non posso passare. C'è un disagio, dà fastidio? È scomodo. Sono autista di auto, soprattutto dei turisti, e li devo venire a prendere qua, mi sembra. Sono venuto a vedere dove è il posto dove li devo ritirare. Però oltre qua non può andare. Ma proprio di qua non si può passare. E se sono nel ristorante giù, devo venire a piedi? Intanto la piana del Cansiglio rimane off limits fino a venerdì. Qualcuno cerca di bypassare i posti di blocco, qualcuno è riuscito a rubare qualche scatto. La produzione, che già da 2 mesi lavorava per preparare ogni cosa, invece smentisce alcune notizie apparse sui giornali che parlano di scene di incidenti aerei ed altro. Il riservo rimane strettissimo, perfino su quando il colossal dell'87enne regista di Alien, Blade Runner e Il Gladiatore dovrebbe arrivare nelle sale, anche se il 2027 sembra essere l'ipotesi più credibile. Servizio di Fabio Fioravanti, in effetti prevalgono i consensi perché è una grande opportunità per il territorio, un altro film eccezionale. Fabio Fioravanti ricordava anche Il Gladiatore, no? Che mette anche in risalto le nostre risorse turistiche, insomma dà lustro al Veneto. Questo deve essere anche lo scopo di registi che vengono a girare nel nostro territorio. È tutto per oggi, intanto vi ricordo gli ospiti di Focus di questa sera: Monica Coinna, Gianluca De Stefani, Elena Donazzan, Gianluca Forcolin, Paolo Galeano, Fosca Moro, Franco Roccon, Massimo Venturato e Andrea Zanoni. Non vi perdete gli appuntamenti con Focus alle 21:15 su Rete Veneta. Buona giornata e grazie ai nostri registi Italo Morava e Andrea Basso. Arrivederci.